Piero Garbellotto, amministratore delegato della storica azienda Garbellotto SpA, che produce botti e barrique dal 1775. Ha fatto notizia nei giorni scorsi la vostra decisione di riconoscere ai vostri bottai 1.000 euro a titolo di welfare per affrontare il caro bollette e benzina che sta tediando le famiglie in questo finora imprevedibile 2022. Ecco, com'è nata questa idea? Ma diciamo che questa idea non è nata, è mantenuta, nel senso che io e la mia famiglia portiamo avanti una tradizione che è familiare, la tradizione di gestire un'azienda come se fosse una famiglia aziendale. Già mio padre anticipava sempre, diremo, gli scatti d'aumento ai collaboratori nei momenti magari di crisi energetica, come sono stati gli anni 70, e noi abbiamo fatto altrettanto in questo momento. Col sistema poi del welfare aziendale siamo riusciti a darli in beni e servizi in modo tale che fossero detassati, così da dare una cifra, diremo un bonus un po' più sostanzioso e che riesca ad aiutare le famiglie. C'era oggi un interessante articolo sul giornale che diceva che il caro energia costerà 2.000 euro ad ogni famiglia italiana. Ecco, noi avendo dato 1.000 euro ai nostri bottai, crediamo di averli aiutati in questo anno sicuramente un po' più difficile. Ecco, il bonus verrà distribuito integralmente senza tassazione attraverso la nuova piattaforma di welfare aziendale, una piattaforma che sta suscitando curiosità, ce ne può parlare brevemente? Ma è sicuramente un'opportunità interessante, perché permette di dare beni e servizi a qualsiasi collaboratore senza dover pagare un'eccessiva tassazione sopra, quindi permette di dare una cifra più sostanziosa. Cosa intendo come beni e servizi? Intendo buoni benzina, buoni pasto, buoni spesa, buoni scuola, buoni viaggi e quindi insomma un qualcosa che poi si tramuta realmente in un risparmio, in soldi per le famiglie e siamo contenti di riuscire, insomma, di aver fatto il possibile per aiutarli in questo momento. Ecco, tempo di caro bollette non solo per le famiglie ma anche per le aziende, è molto caldo il tema delle energie alternative, la vostra azienda come si pone sotto questo aspetto? Ma noi quando abbiamo realizzato questo nuovo stabilimento siamo venuti a Sicilia per esigenze di spazio, che negli anni era piccola e qui abbiamo ripensato un'azienda completamente nuova. L'abbiamo fatta già con un basso impatto, diremo, di consumi, con macchinari nuovi, avevamo messo un iniziale fotovoltaico che andava a coprire il 20% del fabbisogno energetico. A gennaio abbiamo definito un aumento di questo fotovoltaico e arriveremo quest'estate quasi all'indipendenza energetica, quindi riempiremo di pannelli fotovoltaici l'azienda e dopodiché arriveremo alla quasi totale indipendenza energetica, che nel nostro caso vuol dire essere poi un'azienda completamente ad emissioni zero, perché noi lavoriamo unicamente legno vergine, naturale, e quindi vuol dire essere completamente ad impatto zero anche da un punto di vista di ecologia. Io credo che il futuro sia questo, sia poter lavorare sulle energie rinnovabili, sia per una questione di risparmio, perché il nostro dovere è quello di far funzionare le aziende, ma anche per una questione di sensibilità ecologica e cercare di ridurre chiaramente gli impatti il più possibile. Chiaro che per noi è più facile rispetto a altri settori, però credo che la mission della sfida degli imprenditori da oggi in avanti sia quella. Ci troviamo appunto nella vostra nuova sede aziendale in quel di Sacile, avete investito molto come azienda anche in tempo di pandemia, può sembrare un elogio della follia, ma anche la dimostrazione che un'impresa può investire anche nei tempi che sembrano più difficili in assoluto. Ma anche qui io ho ripreso la storia della mia famiglia. Questo è un progetto che insomma è nato negli ultimi anni per esigenze di spazio, perché per fortuna il lavoro è aumentato molto. Ci siamo trasferiti qua, abbiamo mantenuto tutta la nostra forza lavoro, anzi l'abbiamo aumentata e implementata e abbiamo completato l'investimento proprio l'anno del 2020 di piena pandemia. Però io mi guardo alle spalle e vedo mio nonno che ha ricostruito l'azienda dopo la prima guerra mondiale, che era stata distrutta dall'occupazione austro-ungarica dopo la rotta di Caporetto, mio padre che l'ha ricostruita dopo i bombardamenti americani che l'avevano completamente distrutta, e quindi io credo che ci sia anche il dovere dell'ottimismo da parte di un imprenditore, ed è stata la scelta più giusta che potevamo fare. Chiaro, non è stato facile, paura ne avevamo che in famiglia, ma è stata la scelta più giusta. Quando è arrivato il rimbalzo dell'economia nel 2021 noi eravamo pronti con degli spazi idonei per poter far fronte alla produzione. Nella facciata della vostra sede, sotto il logo aziendale, leggiamo l'arte del bottaio. Ecco, l'artigianato e appunto il mestiere di bottaio sono ancora quotati tra i giovani? Ma questo sicuramente sì, ci sono delle vocazioni, c'è chi è più predisposto a fare un lavoro artigianale, chi meno. Credo che oggi l'arte del bottaio
è manlevata dei lavori più pesanti, più faticosi che c'erano fino a 2 o 3 anni fa. Io parlo per quella che è la nostra realtà aziendale, perché poi i robot vanno a sostituire i momenti più faticosi e più pericolosi del lavoro. Vedo che noi giovani ne abbiamo del territorio, abbiamo anche giovani che sono figli di nostri bottai, in un caso addirittura figli e nipoti di nostri bottai, quindi 3 generazioni che lavorano con noi. Questa è una cosa che ci riempie di orgoglio. Stiamo fondando, ed è un progetto che partirà a luglio, l'Accademia del Bottaio, in modo tale che non si perda il savoir-faire, non si perda il sapere di questo mestiere, perché oggi ce lo tramandiamo con delle regole interne aziendali e magari di padre in figlio, non solamente diremo noi Garbellotto, ma come ripetevo anche i nostri bottai, e invece vorremmo fondare un'accademia coinvolgendo magari anche le istituzioni locali, in modo tale che resti un qualcosa di scritto e un qualcosa che si possa tramandare ai posteri.